Benvenuti a un'altra puntata della nostra storia, come sempre un salto nel passato per capire il presente e, perché no, progettare il futuro. Puntata molto importante quella di questa sera perché avremo due ospiti di peso, come si dice. Nella prima e seconda parte avremo un avvocato conosciutissimo a Treviso e con lui parleremo degli anni di piombo, della prima Tangentopoli che ebbe come epicentro Treviso e poi naturalmente di altri casi che l'ha visto presente. Un avvocato che praticamente è nato in tribunale di fatto. Seconda parte invece parleremo di carcere, case circondariali, di detenuti, di fughe, insomma parleremo anche dell'altra parte quando la legge diventa esecutiva. Insomma una serata tutta da seguire insieme, naturalmente partendo dalla sigla. In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 483 e 477 Codice Procedura Penale, dichiara Brunello Silvio responsabile dei reati di cui gli articoli 3 legge numero 1383 del 1941 e 47 numero 2 Codice Penale Militare di Pace, quanto alle collusioni con Visicchio Giovanni, Favilli Sergio, Augello Pasquale Battistella Gianfranco, così unificate le imputazioni di cui i capi A sub A e C sub A, dei reati di cui gli articoli 321 e 61 numero 2 Codice Penale, quanto alle corruzioni di Visicchio Giovanni, Favilli Sergio, Tafi Vieri, Augello Pasquale Battistella Gianfranco, così unificate le imputazioni di cui i capi A sub B, B e C sub B, del reato di contrabbando di cui ai capi D, B ed A del procedimento numero 5882, aggravato a sensi dell'articolo 61 numero 9 Codice Penale ed unificato a sensi dell'articolo 8 legge numero 4 del 1929, dei reati di cui agli articoli 476, 482, 61 numero 2 e 81 capoverso Codice Penale, nonché dei reati di cui gli articoli 468, 61 numero 2 e 81 capoverso Codice Penale, così precisate le imputazioni sub E, del reato di cui al capo F, del reato di cui gli articoli 216 numeri 1 e 2 e 219 legge fallimentare, così unificate le imputazioni di cui i capi A e C del procedimento 385-82 e in concorso delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, unificati tutti i reati nella continuazione, lo condanna alle pene di anni 5 e mesi 7 di reclusione e lire 80.200.000 di multa, nonché alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dell'inabilitazione per anni 10 dall'esercizio di impresa commerciale. Fabio Cappararo, avvocato, benvenuto intanto. Grazie. Questa è la sentenza del processo Brunello, altrimenti detto scandalo petroli. Era il 1983, di una storia che affonda nella fine degli anni 70 tutta la vicenda. Lei dov'era, cosa faceva e soprattutto cosa ha provato a rivedere queste immagini? Fa un certo non so che, erano da 4 anni circa che avevo iniziato la professione e ho assistito alcuni degli indagati poi imputati nel processo. E fa un certo non so che, perché gli anni purtroppo sono passati, all'epoca non avevo i capelli bianchi, e vedere anche personaggi come i giudici, li ho riconosciuti, il dottor De Serio, che purtroppo è mancato, il dottor Darin a Latere, che adesso mi risulta che sia ancora a lavorare a Trieste, il dottor Strizza a Latere, che chiaramente è mancato, fa un certo non so che. Cioè. Però lei è, diciamo così, ecco, intanto rivediamo le immagini grazie al nostro Alessandro Granziera. Devo dire che lei è, come dire, un figlio d'arte, perché lì in mezzo c'è anche suo padre. Sì, certo, mio padre era tanti anni ormai che esercitava, io tornavo dalla Guardia di Finanza, quindi conoscevo la materia in maniera particolare, perché ero di servizio, mi ricordo, a Ferrara e ho fatto un anno e mezzo da ufficiale di finanza, quindi sono tornato qui, mi sono trovato il caso Brunello, parlare di petrolio, di imposte di questo genere qua, mi ha fatto un certo non so che, perché
fu uno Però scandalo. raccontiamola un po' questa storia. Io l'ho convocata perché lei da avvocato sa anche fin dove dire, cosa dire e come raccontare questa storia alla luce della verità storica poi. Beh, oddio, io... Intanto magari con Alessandro vediamo le immagini del processo che è l'RUM numero 2, eccolo qua, perché tra l'altro è stato un processo importante, non tenuto nel vecchio Palazzo di Giustizia ma addirittura all'ex GIL, vicino all'ex GIL, insomma. Eh sì, perché c'erano tantissimi imputati, indagati, che poi imputati. Qui ad esempio abbiamo Antonio Mazzaroli che viene probabilmente come parte civile, non lo Sì. so. Beh, insomma, ci racconti un po' questa vicenda, cioè, cosa nasce? Cosa Nasce, succede? a un certo punto delle persone, diciamo, organizzano questa truffa ai danni dello Stato, decidono di, in grandi quantità di evadere l'imposta, che c'è un'imposta per quanto riguarda i carburanti, e quindi dovevano creare però una movimentazione, cioè petrolio magari che transitava per l'Italia e magari aveva altre destinazioni. Quindi tanti camionisti, diciamo, firmavano questi documenti di trasporto, in realtà loro non si muovevano da Treviso, da Vicenza, da Padova, e si giustificava questi prodotti petroliferi che andavano oltre il confine, in realtà si fermavano qui. Ecco, ma perché si dice che un po' è stata una tangentopoli? Perché per fare queste cose uno doveva avere delle coperture politiche? Beh, questo è evidente, e solo che a un certo punto evidentemente necessitava avere anche delle complicità all'interno della Guardia di Finanza, e degli agenti della Polizia, della Guardia di Finanza si rifiutarono di dare questa copertura, e da là scoppiò lo scandalo. Ah, quindi praticamente la copertura inizialmente era stata data dalla Guardia di Finanza, ovviamente, perché altrimenti si sarebbe verificato Dalla politica la Guardia di Finanza non accettò questo tipo di discorso e questi finanzieri denunciarono tutto. Però c'era una parte che invece era, tra virgolette, collusa, se non ricordo male. Sono passati tanti anni, io adesso questa parte non la ricordo. Qui siamo gli imputati, perché questa è la parte degli imputati. Tantissimi imputati, ci furono tanta gente che commercializzava sul petrolio e quindi riceveva di piacere, riceveva all'epoca mi pare Brunello, forse adesso mi sfugge che gli anni passano, ricevevano questo carburante che chiaramente lo pagavano a prezzo inferiore, perché evidentemente non era stato sottoposto al pagamento dell'imposta. E quindi... Ma fece molto scalpore proprio perché forse per la prima volta perdemmo l'innocenza che era tipica del nostro territorio, cioè anche sì, da noi c'era chi, come anche dire... da noi esattamente c'era questo tipo di operazioni che venivano compiute che giustificavano certe ricchezze, e a un certo punto ogni tanto la pentola scoppia. Sì, non penso che i tempi attuali siano tanto più... Suo padre, virtuosi. Ha visto passare suo padre. Ecco, giusto per dire, cosa voleva dire, perché noi abbiamo intitolato Il piombo della legge, ma poi spiegheremo meglio perché, cosa voleva dire abbracciare, diciamo così, la missione, perché è una missione quella di avvocato. Sì, perché l'ha fatto, voglio dire? Chi gli ha fatto fare? A parte io potevo rimanere in finanza all'epoca, ricevetti la lettera dal Ministero che potevo rimanere in Guardia di Finanza. Chiaramente mio padre mi ha portato a vedere processi dall'età di 15-16 anni, mi ha coltivato in laboratorio, per cui mi riusciva difficile abbandonare la professione. Allora, mentre continuiamo a vedere queste immagini del processo Brunello, ma a un giovane, a un ragazzo, a un bambino, cosa rimane impresso la prima volta che entra in un tribunale? Cioè, voglio dire, è strano pensare a 14-15 anni seguire le udienze. Ah, sì, è vero. Sì, ma mio padre da un certo punto di vista mi ha pilotato, mi ha costruito... Però posso chiederle, visto che lei frequenta da tantissimo 46 anni. 46 anni, appunto, 46 anni di esperienza, di processi, eccetera. Quanto è cambiata la professione? Nel senso che io ricordo, ad esempio, non so, il divorzio dell'italiana, l'oratore, l'avvocato che doveva avere una capacità oratoria incredibile, le arringhe che ti facevano ridere, piangere, ti facevano sognare. È un mondo che è scomparso. È un mondo che è scomparso. Però c'era ancora da noi quando lei ha cominciato? Sì, certo, non esistevano praticamente i microfoni, uno doveva avere la voce per farsi sentire, adesso invece ci sono i microfoni, i processi non sono più come una volta non so, potevano esserci 5-10 processi, adesso mediamente vengono chiamati 30-40 processi o 50 processi la mattina, quindi bisogna imparare la sintesi, bisogna parlare poco e quel poco concentrare le argomentazioni difensive. È un mondo diverso.
purtroppo. Ma appunto, Dico purtroppo perché era più ma non affascinante. ma non si rischia di essere poco, diciamo, di andare poco di fatto sui fatti, proprio perché c'è poco tempo, quindi essere un po' superficiali nell'esaminare. Questo è lato negativo della partita, adesso è tutto molto più semplificato, abbiamo introdotto le procedure all'americana, il patteggiamento, il rito abbreviato, cioè la macchina da un lato va più veloce, non so se vada molto meglio però. Se vedere questi volti che sono stati il foro di Treviso, cosa le fa pensare? Fa pensare In fondo che gli c'è anni anche sono passati, vedo tanta gente che però cosa che le è hanno mancata. insegnato? Cosa le hanno insegnato? Ci può dire qualcuno che riconosce tra questi avvocati? Magari qualcuno? Dovrei mettermi gli occhiali. Si metta gli occhiali. Questo è... Dottor Labuzzetta, ecco, io poi l'ho avuto a che fare anche a Belluno, poi è diventato procuratore a Belluno, quando io cominciai la professione c'era il dottor Labuzzetta e il dottor Candiani. Ecco, raccontiamo per chi non è del mestiere che lui è, diciamo, l'avvocato accusatore. Sì, nel processo rappresentava la pubblica accusa, procuratore capo all'epoca era il dottor Palminteri. Il procuratore capo, cioè il capo degli struttura investigatori, ecco, giusto perché non tutti sanno come funziona. Certo. Insomma. Ecco, questo invece è l'imputato principale. È Brunello, appunto, che arriva e va proprio nella parte degli Che imputati. mi pare che anche sia mancato, anche lui. Comunque, ecco, giusto per capire, poi com'è andata a finire? Se lui è stato condannato? È stato condannato, ha avuto la confisca di tutte le sue proprietà che poi furono vendute successivamente all'asta. Fu un evento a livello della città di Treviso, vissuto in maniera sì, appunto, eclatante. Poi ne scrissero, eccetera, perché lì secondo me si perse proprio l'innocenza, cioè anche noi sì, è vero, truffavamo, anche noi, c'era chi tra di noi ne approfittava. Però fu il primo scandalo di un certo spessore. Esatto, che ecco, poi non a livello del Mose, ma però insomma per l'epoca era niente male. Allora io adesso, proprio perché finiamo diciamo, questa prima pagina dedicata al grande scandalo, volevo farvi vedere l'Insetto 03 di che cosa stiamo parlando in termini di struttura, perché la Brunello Lubrificanti esiste ancora, nel senso che il sito, se voi andate al sito della Feltrina, qualcosa lo potete ancora riconoscere. Cioè, voglio dire, non è che fosse il distributore di benzina, lui aveva un giro non indifferente come lubrificanti, insomma, certo, e poi se andate a cercare, se volete approfondire la storia dello scandalo petroli, trovate in internet tutte le varie vicissitudini ed è una storia lunghissima che magari un'altra volta approfondiremo ulteriormente, perché altrimenti sennò tutta la puntata finisce, perché è stata veramente incredibile come storia e soprattutto le implicazioni arrivarono ovunque, proprio perché per poter funzionare doveva avere degli appoggi, come dice giustamente l'avvocato. Evidente, esatto. Però contemporaneamente, Alessandro, se torniamo un attimo in studio, facciamo vedere che in quel tempo, visto che poi noi abbiamo un avvocato che viene dalla Guardia di Finanza, vediamo l'inserto lo 04 per far vedere, perché poi noi abbiamo anche dei telespettatori che sono molto come dire, attenti alle automobili, ai tempi, alle strade, eccetera. Qui invece abbiamo i finanzieri che non so se farebbero oggi quello che fa il finanziere in questo momento per controllare le cisterne con la tuta, i guanti e va a vedere che cosa c'è dentro, se dentro c'è veramente benzina o quant'altro. All'epoca sì, ma adesso? Adesso è tutto diverso anche da quel punto di vista. Lei che ha fatto il finanziere. Cioè all'epoca mia, negli anni 78, si facevano i posti di blocco, si faceva questo tipo di controlli, certo. Ah, proprio con tuta, guanti e quant'altro, verificare cosa c'era dentro? Io poi ho avuto la sfortuna di avere il periodo Aldo Moro, quindi cercavamo Aldo Moro e quindi c'era controllo quindi voi cercavate qualunque cosa? Sì, infatti mi ricordo quei poveracci di camionisti che partivano dalla Calabria e impiegavano 3 volte tanto a fare un viaggio fino al nord, perché ogni città c'era un controllo. Ma e lei dov'è che ha fatto il servizio militare? A Ferrara, facevo posti di quindi lì c'era anche le raffinerie, se non ricordo. No, Ferrara, giù era Ravenna. Zabov, produzioni alcoliche, perché è un'area anche molto... C'era la Montedison. Insomma, ne aveva da fare. Sì, ma io mi ricordo questi poveracci di camionisti venivano fermati e dicevano: ma come, è la 20ª volta che ci fermano? Quindi facevano viaggi. Senta, però poi c'è stato una sorta di processo successivo sempre di petrolio, perché noi nelle nostre teche, e qui vorrei ringraziare anche Alberto Pivetta che ci dà una mano
a digitalizzare un archivio che è enorme, che è l'archivio di Antena 3. Abbiamo trovato anche un altro processo Petroli a Venezia, forse probabilmente sarà stato l'appello. Allora, con l'inserto 05 il nostro Alessandro ci fa vedere appunto l'appello a Venezia, e qui è più difficile individuare. Qui siamo già fuori campo rispetto alle sue competenze, perché lei la sua è Treviso, voglio dire. Esattamente, no? All'epoca io ero giovane, le prime armi, era 3 anni che facevo la professione. Ma giusto per capire, quando si va in appello, quando un avvocato come lei, che il foro di Treviso eccetera, si va in appello, si va a Venezia eccetera, c'è un altro tipo di approccio? Come funziona? Oppure c'è sempre... No, chiaramente l'approccio non è più a livello locale, dove ci si vede il confronto con i magistrati tutti i giorni quasi, e quindi è più staccata, diciamo, il dialogo è un attimo più staccato. Ecco, perché poi tra l'altro una cosa che mi ha colpito molto è che qui siamo alle procuratie vecchie ancora, se non ricordo male, e qui, questo è una volta Brunello, sì, sempre, certo. sicuramente l'appello, e poi i gabbioni, insomma, che poi noi rivedremo più avanti perché, ripeto, stiamo parlando della legge, adesso arriviamo anche al piombo. Però ecco, diciamo, qui siamo ancora in reati, fra virgolette, non di sangue. No, finanziari, sì, colletti bianchi finanziari. Ecco, lei mai affrontare, voglio dire, in quegli anni là affrontare situazioni di, reati di sangue, avere a che fare con brigatisti, avere a che fare con... Ma io ebbi la sfortuna di essere nominato difensore per un brigatista ed ero tornato da poco dal servizio militare come ufficiale di Guardia di Finanza e mi trovai in questa situazione e mi rivolsi al Presidente del Tribunale, gli spiegai che era incompatibile, anche perché non avevo ancora il congedo, ero ancora un ufficiale a tutti gli effetti e non potevo certo difendere un brigatista che faceva parte di una banda che sparava ai poliziotti. Però io adesso fui esonerato. Allora adesso le faccio invece vedere delle immagini. L'inserto è lo 07, Alessandro e anche Francesca. Saltiamo lo 06, lo rivedremo più tardi, perché le faccio vedere la biblioteca di Castelfranco. Perché le faccio vedere la biblioteca di Castelfranco? Perché in una biblioteca a Castelfranco successero delle cose per le quali poi lei venne coinvolto, e parlo di Piazza Fontana, perché la famosa biblioteca di Franco Freddi. No. Ci racconta perché lei fa parte degli avvocati di Piazza Fontana? Faccio parte nella misura in cui tornai, appunto, come dicevo prima, nell'anno fine 78 tornai a Treviso e non accettai di rimanere nella Guardia di Finanza e seguì mio padre come praticante. In quel senso là mi trovai coinvolto nella questione, in quanto mio padre mi mandò in qualche occasione a partecipare a perquisizioni che venivano operate dalla polizia nelle abitazioni di Ventura o dei suoi familiari. Mi trovai una volta nella casa della madre di Ventura Giovanni e mi trovai tra 20-30 poliziotti e io mi trovai da solo, che mi trovai anche un po' in imbarazzo. Quindi voi, suo padre difendeva Ventura? Difendeva Giovanni Ventura, certo. Ecco, ci può raccontare quello che ci può raccontare, quello che si ricorda, perché Piazza Fontana, quello è un altro capitolo che magari un giorno affronteremo insieme in maniera più approfondita. Però quando si parla di Piazza Fontana si parla dell'inizio della strategia della tensione. Sì, sì. Come si fa ad andare in una perquisizione e si comincia... cioè, cosa provava quando le raccontavano? Beh, forse provavo, diciamo che mio padre era un tipo che magari mi avvisava all'ultimo secondo, devi andare, poi mi spiegava magari lungo strada quello che dovevo fare. Certo che faceva non so che impressione, anche perché fino al giorno primo avevo la divisa ufficiale di finanza, poi mi trovo a dover assistere per conto di una persona indagata per fatti anche gravi, era una situazione un po' particolare. Dopo però negli anni tante cose li si capiscono o mi furono spiegate meglio da mio padre, anche perché poi partecipò al processo a Catanzaro, dove ci furono diversi personaggi tipo Andreotti, il capitano Maletti, e mi raccontò certe cose che capissi. Sì, perché quando noi parliamo di Piazza Fontana parliamo di una pagina della storia italiana che è ancora nebulosa, perché molto nebulosa. Dietro insomma, dobbiamo aprire delle cose
non indifferenti. Tanto è vero che le ultime immagini che facciamo di questa prima parte andiamo a recuperare delle immagini del 1982, l'insetto lo 08. Guardate un po' che personaggi abbiamo beccato che sono stati registrati sul Montello che come dire, stanno facendo dei controlli. Questi sono dell'Ucigos, che quindi cioè, voglio dire, era ancora in fase di formazione 82, credo siamo ancora con la lotta al terrorismo, anzi siamo in piena lotta al terrorismo, e c'è, se non ricordo male, il generale della Chiesa, Sì. che insomma voglio dire stava facendo delle... E insomma qui probabilmente stanno cercando delle armi. La cosa che mi ha colpito, per quello la propongo, è il fatto, non so se vedete, hanno tutti cioè tranquillamente le armi in mano, cose che secondo me sono adesso, mascherate come... Tra l'altro poi sono tutti mascherati perché ovviamente c'è la telecamera e quindi non devono farsi riconoscere, però fa specie vedere immagini del genere sul Montello. Probabilmente stavano cercando armi o forse... Perché poi in quel tempo c'era anche tutto il tema dei sequestri. Sequestri di persona, certo. Che, cioè, voglio dire. Ecco, in quel periodo lì, ed è la domanda, quanto pericoloso era fare l'avvocato? Beh, io penso, cioè sì, è vero, è verissimo, io ho subito diverse volte minacce anche di morte, ma fa parte del mestiere, io ho sempre detto, anche quando qualche cliente mi diceva magari guardi che, non so, il mio socio ha la minaccia di morte, sempre fa parte del mestiere, quindi si devono accettarle. Fa parte del mestiere, però a casa cosa racconta? Beh, certo, a casa il discorso è un po' diverso, a cercare di non rappresentare più di tanto in casa. Comunque io mi ricordo, mio padre, fu rinvenuto il nome di mio padre in una abitazione delle Brigate Rosse, per esempio. Anzi fummo convocati entrambi, all'epoca del Presidente del Tribunale ci comunicò che a Mestre, mi sembra era Mestre, fu trovato il nome Avvocato Capraro, che io pensai subito che era mio padre più che il sottoscritto, per evidenti motivi, però siccome c'era solo il cognome fui avvisato anch'io. Ma lei ha mai avuto paura? No, ho avuto paura nel periodo quando facevo i posti di blocco e cercavamo Aldo Moro, perché là sì avevo paura. Quindi ha avuto più paura come finanziere che come avvocato? Sì, come finanziere sì. Però bisogna dire che fare l'avvocato è un mestiere cioè anche difficile e pericoloso. Purtroppo in questi ultimi anni sono stati diversi colleghi che sono stati anche uccisi, soprattutto per problemi legati a problemi di separazioni, magari particolarmente tese. Ecco, anch'io, anni che furono, non tantissimi anni fa, ho ricevuto anch'io una lettera con proiettile. L'ho collegata a una separazione particolare che avevo. Non un vecchio conto con le BR. No, però dico, cioè, io penso che c'è gente che rischia molto più la vita di noi, magari i poliziotti, i carabinieri. Quindi, però anche voi avete la vostra parte. Diciamo continuamente purtroppo. Cioè, tanto è vero che poi vedremo delle altre immagini interessanti perché si parla sempre di tribunali, si parla sempre di processi e di pubblici ministeri, quindi persone anche che, come dire, si mettono dalla parte della giustizia e quindi fanno le accuse e di conseguenza sono nel mirino. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte parleremo proprio degli anni bui, proprio degli anni, potremmo dire anche di trame nere che sono passate per Treviso. Dopo la pubblicità. In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 477, 483 e 488 Codice Procedura Penale, dichiara a tutti gli imputati responsabili dei reati rispettivamente loro ascritti. Modificata nel reato di licitazione l'imputazione di furto sub D e assorbito nell'imputazione sub A l'addebito di cui al capo B numero 3. Assorbita nelle aggravanti speciali contestate in ordine alle rapine dal porto illegittimo d'armi, l'aggravante di cui l'articolo 112 numero 1 Codice Penale. Esclusa per Vian Andrea e Fioravanti Cristiano l'aggravante prevista dall'articolo 61 numero 6 Codice Penale. E unificati nella continuazione tutti gli addebiti, ritenuta quale violazione più gravi, delitto di rapina pluriaggravata contestato sub A, li condanna Fioravanti Valerio e Cavallini Gilberto alle pene di anni 12 di reclusione e l'ira 1 milione di multa ciascuno.
Soderini Stefano, Mambro Francesca, Bessito Pasquale, Vale Giorgio e Tincanato Fiorenzo alle pene di anni 10 di reclusione e lire 750.000 di multa ciascuno. Gian Andrea alle pene di anni 7 e mesi 6 di reclusione e lire 550.000 di multa. Fioravanti Cristiano, in concorso delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, alle pene di anni 5 di reclusione e lire 400.000 di multa, e tutti in solido alle spese. Dichiara Fioravanti Cristiano interdetto dei pubblici uffici per la durata di anni 5 e tutti gli altri imputati interdetti in perpetuo. Insomma, abbiamo sentito dei nomi che fanno parte della storia sia delle, diciamo così, delle parti rosse, delle brigate rosse, sia dei NAR, degli armati rivoluzionari. Sono gli anni di piombo e sono passati per Treviso, perché noi pensiamo che Piazza Fontana, l'attentato in Piazza della Loggia, poi vedremo delle altre immagini anche nel corso della terza e della quarta parte, ma diciamo così gli anni di piombo sono arrivati qua. Sì, in maniera abbastanza Qui invece sentita. c'è una rapina che serviva per l'autofinanziamento Del gruppo. Allora intanto sempre con Alessandro Ganzieri in regia, l'ottimo regista, e Francesca Pezzo da assistente e oltretutto in play out come si dice in gergo, vediamo l'inserto 10 perché parliamo di questo caso Giraldo, che voglio dire anche qui scosse parecchio perché la rapina venne fatta Piazza dei Signori, appunto, quindi in pieno centro. Eclatante. Cosa si ricorda e cosa si può raccontare? Cosa mi ricordo? Cioè, gli anni che sono passati, mi ricordo che anche in questo caso qua fu molto eclatante, tutta la città ne parlò e anche il processo fu seguito moltissimo. Perché Treviso effettivamente era un punto di raccordo non solo per il discorso che più avanti della Piazza Fontana, ma anche per questo caso qui, che poi ha avuto poi il seguito con la strage a Bologna, che poi li ritroviamo i personaggi, alcuni li ritroviamo a Bologna. Esatto. Cioè, Mio padre poi partecipò al processo a Bologna per la strage. Ah sì? Anche... Sì, infatti io lessi un attimo, ho avuto modo di vedere le carte processuali e infatti... Beh, insomma, ecco, qui secondo me Treviso si scoprì prima con il caso Brunello, si scoprì insomma, che c'erano i malfattori anche dalle nostre parti, i truffatori, quelli che insomma cercavano di... E che avevano agganci molto importanti. E invece qui si perse l'innocenza per quanto riguarda il brigatismo, per quanto riguarda l'eversione, insomma. Diciamo che Treviso di signore e signori un attimo... Ecco, questo è il post signore e signori. No? Sì. Ecco, lei non ha partecipato direttamente a questo processo, no, però no. voglio dire... L'ho partecipato, l'ho vissuto, come l'ho si visto. viveva all'interno del Palazzo di Giustizia quegli anni? Erano momenti un po' particolari, c'era molta tensione anche fra la magistratura, ecco, più che fra gli avvocati. Proprio per parlare della tensione, siamo sempre negli anni '80 e qui facciamo vedere gli esterni del tribunale, c'era sempre una presenza di una macchina o dei carabinieri o della polizia perché c'era, come dire, c'era sempre il pericolo che qualcuno potesse essere. Era molto... Ecco, ci può raccontare un po', diciamo così, come si respiravano quegli anni là dentro? Come si fa a realizzarlo? Ci fu un cambio improvviso, diciamo, della situazione, in modo che si vedeva che c'erano molti più agenti, come penso si vedrà nel filmato, la macchina dei carabinieri sempre che stazionava in presenza, anche nelle aule c'era sempre la presenza di carabinieri, molto più di una volta. Prima era un po' più tranquilla la cosa, era più, non dico paesana, ma era molto più tranquilla, dopodiché con quello che successe... Ma era vero che qualche avvocato si era anche armato? Che lei ricordi? Perché io mi ricordo che per una questione di difesa anche personale in quegli anni. Sì, avevo sentito di qualcuno. Io per esempio tornavo dalla finanza, avrei potuto mantenere la pistola, non l'ho voluta, perché considero sempre un po' pericolosa un'arma. Beh, questo sì, sicuramente. Perché... Certo che però per legittima difesa, perché quegli anni... Cioè ti chiamavano alle spalle, ti giravi, ti sparavano, mi viene in mente Montanelli. Però è vero, però avere una pistola, se o uno si esercita, diciamo, costantemente, o se no diventa una cosa... O se no dicevi farsi male due volte. Esattamente, o magari di reagire in maniera impulsiva in qualche situazione e poi trovarsi nei guai, insomma, ecco, come è successo qualcuno. Rivedere gli interni di questo tribunale che non c'è più perché adesso sono uffici della Fondazione Benetton, se non sbaglio. E poi ecco, questo volevo far vedere perché la gente non si rende conto che anni fossero, quando cominci a vedere i poliziotti che hanno la mitraglietta
proprio al seguito pronta, eccola là, oppure dentro, dopo vedremo dentro la macchina, addirittura le segnalazioni, perché adesso noi siamo abituati ai computer, una volta avevano senso la presenza di certe scorte, forse adesso magari un attimo meno, magari qualche politico ci abusa come status symbol, all'epoca aveva un significato perché effettivamente c'è stati episodi di aggressione, di attentati. Appunto, ma io volevo capire, cioè, ma lei quando andava in tribunale in quegli anni si guardava sempre le spalle oppure, come dire, si teneva... No, non è che... Sì, cioè, mio padre difendeva Piazza Fontana. Uno che parla di Piazza Fontana, sì, è vero, il papà coinvolto con Giuseppe Fioravecchio. Però devo dire, io personalmente non ho avuto nessun tipo di problema. Problemi per mio padre, se ne ha avuti diversi, era presidente dell'associazione partigiani e dovette dimettersi perché per certa gente era incompatibile le due situazioni, ecco, non era concepibile. Ecco, senta, giusto perché non ci dimentichiamo nulla, adesso vediamo l'inserto 11, perché voi pensate che, vabbè, abbiamo parlato della banda Cavallin che faceva le rapine per l'autofinanziamento, per le versioni di destra, ma guardate che c'era anche le versioni di sinistra, tanto è vero che adesso con l'inserto 11 vi facciamo vedere il covo delle BR di Treviso. Qui è un covo, qui siamo nell'82 a Lanzago di Sirea e qui con tanto di fuga e sparatoria in tangenziale, ricordo di aver letto, in quegli anni lì avevo appena cominciato la professione, quindi ero, come dire, arrivato ieri con decorrenza domani, come si dice. Però questa è la testimonianza ancora una volta che Treviso non era un'isola felice, no, che Treviso viveva questa situazione. Senta, ecco, io fui nominato difensore d'ufficio di uno dei brigatisti ecco, un po' come funzionava? Cioè, arrivava la nomina dal tribunale difensore d'ufficio, perché all'epoca era obbligatorio, cioè si veniva designati d'ufficio difensori di queste persone e io ottenni quella volta di essere dispensato perché avevo appena dismesso. Ma papà cosa disse quella volta quando no, mio padre c'era rimasto un attimo perché neanche lui non aveva idea che a Treviso potessero arrivare le Brigate Rosse, però in realtà la strategia era giusta, cercavano di diffondersi nel territorio, forse andavano bene a nascondersi, ecco, in mezzo in provincia più che magari in città, e quindi ci furono appunto il processo. Sono adorato, fu osservato a Marghera, mi sembra poi. Ecco, tanto è vero che adesso proprio qui continuiamo a vedere questo covo delle Brigate Rosse, sembra veramente un altro capitolo, un'altra vita, un altro tempo. In realtà è tutta storia vera perché queste sono teche, queste sono le nostre immagini che noi abbiamo digitalizzato, che rimangano a testimonianza di un periodo storico che ancora adesso non è stato ben sviscerato, perché ogni tanto sì, ci sono dei programmi, ci sono approfondimenti, c'è qualche libro eccetera, però la presenza delle Brigate Rosse, per avere un appartamento lì e per vivere lì sicuramente c'era qualche collegamento, cioè non è che potevi... chiaro. Avevo avuto sia i neri sia i rossi, un po', Treviso non si è fatta mancare nulla. Esatto, adesso invece vi porto a Venezia, il processo BR Gori Albanese, qui ecco. Qui il dottor Candiani, lo riconosco. Ecco, il dottor Candiani che poi è trevigiano, giusto? No, è veneziano. È veneziano. Però ha vissuto, cioè attualmente abita a Treviso e è stato anche consigliere comunale a Treviso e ha fatto per tanti anni il sostituto procuratore. Era lui e il dottor Labozzetta, ecco, i gerenti dell'ufficio, e il dottor Palminteri, il procuratore capo. Ecco, quando cominciamo a vedere questi voti, cioè i brigatisti a Venezia, cominciamo a renderci conto, insomma, che le cose erano abbastanza pesanti. Ricordiamo omicidio Gori Albanese, Tagliercio, tra l'altro, voglio dire, una storia che noi abbiamo raccontato più di qualche volta, ma che non finiremo mai di capire fino a fondo perché gli attentati ai direttori della Montedison, perché questi idea... Per loro era l'emblema dello Stato capitalista e quindi andavano colpiti. Ma siamo proprio sicuri, avvocato? Non siamo questo paese qua non siamo sicuri di nulla. La domanda che io volevo farle è: quando poi vi arrivavano, diciamo così, le carte, ovviamente per la difesa voi dovevate leggere, diciamo, i capi d'accusa, le prove che venivano portate dall'accusa, giusto? Ma non le è mai venuto qualche dubbio? Ma qualche dubbio? Lei o suo padre? Ma più che altro mio padre, che poi mi raccontava qualcosa, o mi ha fatto vedere delle carte, sì, c'erano molti dubbi, ecco, mi pare comunque
sono stati affrontati anche questi dubbi in televisione, si è parlato tanto di questo, perché è difficile pensare che 2, 3, 4, 5 amici si organizzano, si procurano delle armi e cominciano a fare la guerra allo Stato italiano. È un po' difficile pensarlo, ecco. Evidentemente deve esserci qualcosa dietro. Esatto, ma lei appunto che ha fatto anche il servizio militare nella finanza, cioè è possibile che ci fosse così facile per recuperare le mitragliette, per recuperare le Solo un ingenuo può pensare che sia così. Ecco, quindi, questo è già un dato importante. Poi il processo Piazza Fontana lo dimostra, il caso Andreotti, Maletti, tutto quello che è successo, Ventura che riceve le chiavi del carcere per fuggire dal carcere, cioè, sono tutti cose che lasciano un po' il segno, ecco. Senta, per una puntata ci concentreremo su Piazza Fontana, la studiamo, la prepariamo bene. Io ho la sentenza in studio, saranno 100 pagine del magistrato di Milano che rinvia a giudizio il Ventura e il Freda. L'unico problema Io l'ho sentiti anche il Freda e anche Ventura. Perché noi come televisione nasciamo nel 78, però in realtà l'archivio comincia verso gli anni 80, noi più indietro di così non riusciamo ancora ad andare, però qualcosina ce l'abbiamo e quindi magari faremo una puntata dedicata, perché volentieri. Secondo me il microcosmo di Treviso forse riesce a leggere molte più cose dei grandi processi tipo Catanzaro, che sono molto distanti. Tra l'altro bisognerebbe capire perché finisce a Catanzaro una cosa capitata legittima a Milano. Sospicione, certo. Comunque anche l'Ordine di Treviso ha fatto recentemente un incontro per parlare di questo tema. Ed è abbastanza importante. Adesso sa cosa facciamo? Alleggeriamo un po', perché abbiamo parlato di Brigate Rosse, di Banda Cavallini, di processo petrolio, eccetera. Adesso noi torniamo al Tribunale di Treviso e facciamo vedere un'udienza semplice, una cosa molto più tranquilla. L'inserto del 13, Alessandro e Francesca, proprio per tornare un po', diciamo così, a un po' più di leggerezza. Perché, vabbè, d'accordo che è sempre un'udienza di tribunale e qui probabilmente, non so se si ricorda... Il dottor De Paoli. E poi naturalmente mi pare che qui in questo caso ci sia anche la giuria popolare, quindi sicuramente è penale. Il dottor Darin, sì, è un penale, può essere un omicidio. Posso chiedere una cosa? Quando c'è il film Signore e Signori e a un certo punto c'è il rinvio a giudizio degli amici per la famosa ragazza di È una cosa di molto Breda, più diversa, gioviale. Esatto, no? Ma c'era anche questa atmosfera, lei che viaggiava tra civile e penale. Ci sono stati effettivamente anche all'epoca degli episodi di questo genere. Non so se voi li abbiate... No, per il momento non siamo ancora visti, comunque ci sono stati, Noi poi ne approfitteremo di lei per raccontare altre cose un po' più boccaccesche, perché altrimenti diventa una puntata veramente... Sì, triste, esattamente. Ci sono stati gli episodi di questo genere. Ecco, ma voglio dire, ma ad esempio in quel caso lì, perché poi nelle vicende boccaccesche, come dire, succedono delle cose davvero mi pare abbastanza singolari. Lei mi pare che abbia un aneddoto legato tra l'altro allo scandalo petroli. Sì, è vero. Sì. Non diciamo chi, però raccontiamo i fatti, come direbbe. I fatti furono, effettivamente eravamo prossimi a che lo scandalo scoppiasse lo scandalo e un personaggio pensò bene di separarsi fittiziamente dalla moglie e assegnando alla moglie tutto il proprio patrimonio. Quando scoppiò lo scandalo, non so se fu anche arrestato, a un certo punto si rivolse alla moglie e la moglie disse: tu cosa vuoi da me? Siamo separati e io rimango coi beni e tu rimani nei guai. E mi ricordo la telefonata che fu abbastanza impressionante di questo uomo che mi mise a urlare al telefono perché la signora si era rivolta a me perché era molestata da questo suo ex. E capì perché. Che aveva deciso di dare tutti i soldi, tutto il materiale alla moglie per salvare, diciamo, il salvabile, sapendo di finire sotto, come dire, sotto la lente della giustizia e alla fine sono episodi che uno finì sotto il caterpillar della moglie. Mi era già capitato anche altre volte con altri imprenditori che magari in vista della bancarotta, del fallimento, avevano fatto la stessa operazione e poi sono rimasti. Ecco, quindi il suggerimento è non fidarsi mai neanche delle mogli? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Esattamente. Passiamo alla domanda successiva. Allora, senta, adesso vi faccio vedere, perché qua il tempo scivola via e abbiamo un bel po' di cose. Alessandro, facciamo vedere
l'inserto 15, perché facciamo vedere un signore che arriva in tribunale dalla parte posteriore, cioè ecco, questo signore qui ci vuole raccontare chi è, cosa sta facendo e perché entra dentro dall'entrata posteriore del tribunale, ovvero dalle vecchie prigioni. Ecco, su questa vicenda giudiziaria io ho avuto modo, ero già a Treviso, ho assistito più di qualche persona. Qui abbiamo Dalvera all'epoca era un'azienda favolosa, lavorava non dico in tutto il mondo ma in tutta Europa, e a un certo punto successe lo scandalo perché bancarotta e quant'altro potesse esserci. Questo scandalo sconvolse abbastanza il tessuto di Conegliano, Treviso in generale, ma Conegliano in particolare, in quanto dava lavoro a moltissime piccole aziende e a tantissimi trasportatori. Quindi giustamente fu introdotto nell'aula di giustizia da parte posteriore del tribunale per evidenti motivi, perché c'erano tutti i giornali, televisione, tutti quanti che attendevano il patron per riprenderlo. Ecco, ma di quella vicenda lei cosa si ricorda? Mi ricordo che dal punto di vista economico del tessuto sociale fu un grosso problema, perché tanta gente si trovò veramente, non dico in miseria, ma dalla mattina alla sera senza lavoro. Ma il crack di solito è quando tu non tieni a posto i conti. Qui cosa era successo? Sì. Vabbè, parliamo solamente. Passiamo alla domanda successiva. Passiamo alla domanda successiva. Però un giorno racconteremo un po' di più, insomma, di questa storia davvero. Questo per raccontarvi quanta della nostra storia è ancora da raccontare veramente, perché dietro a un colosso come Dalvera a volte magari ci sono piccole cose, piccoli, come dire, della sabbia che entra nei meccanismi e poi grippa tutto. Personaggi comunque è chiaro che devono avere alle spalle anche. Una volta c'era anche il discorso, perché poi in tutti questi meccanismi c'era sempre un po' del nero. Lei che è sempre stato finanziere. Sì, effettivamente c'era anche del nero, all'epoca era il dottor Napolitano che operava come inquisitore, e c'era avuto anche sui giornali, c'era un po' di problemi anche di natura politica, ecco, un pochettino. Senta, ma per ultimo facciamo vedere qualcosa di più gioioso? No, gioioso, non so se è gioioso, perché a volte sono gli stessi avvocati a diventare imputati. Vediamo l'inserto 17 e ce lo racconta. Inserto 17, se avete notato, adesso ce lo raccontano. Chi è l'imputato qua? È un avvocato, effettivamente un avvocato. Qui è il caso Totera. Siamo nell'anno? 1983. Cosa è successo qua? E ci fu un problema, mi ricordo vagamente perché ero ancora giovane, di belle speranze, ci fu un'esecuzione immobiliare e a un certo punto sembra che il debitore avesse versato delle somme, adesso non mi ricordo bene a che studio, e quelle somme non sarebbero mai arrivate al creditore. E da là nacque questa inchiesta giudiziaria che poi appunto purtroppo sfociò in un processo penale. Quindi che coinvolse... anche gli avvocati finiscono imputati. Può capitare, no? Sì, può capitare, fa parte, non dico rischio di mestiere, come può succedere ai poliziotti, ai finanzieri. Abbiamo visto il caso dei poliziotti a Verona, appunto dei giornalisti, anche qualche magistrato recentemente mi sembra ha avuto problemi. Cioè, c'è sempre qualche piccolo incidente di percorso, ecco, l'importante. Senta, abbiamo finito il nostro tempo, però un'ultima battuta. Senta, ma a Treviso è più divertente fare l'avvocato o è più un peso o più un divertimento? Cioè sono più belle, cioè ci sono più cause, fra virgolette, che insomma tu racconti piacevolmente, oppure cause che non vorresti mai affrontare perché sono talmente pesanti emotivamente, per cui... Come dicevo prima, sono due mondi diversi. Una volta era poco più di una famiglia, ci si conosceva tutti, addirittura mi ricordo si andava in macchina con i magistrati in certe località per azioni o per questioni giudiziarie e eravamo pochi. Adesso ormai siamo talmente tanti, noi siamo più di 2000 solo nella provincia di Treviso, non ci si conosce più e anche con i magistrati il rapporto è un attimo molto più distaccato, ecco. Una volta tutti i magistrati ci si conosceva. Insomma, si stava meglio quando stava peggio? Decisamente. Grazie a voi dell'ospitalità. Grazie all'avvocato Capraro. Adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte, non mancate, perché rimarremo sugli anni di piombo, però rivedremo da dietro le sbarre.
guarda che spara. Dove sei io? Dove sei io? Guarda che spara in aria. Bastardo! Eccolo sopra, eccolo sopra! Arriva, là. Dai di qua! Vieni qua. Vieni su i coppi. Dove? Su i coppi. Vado sul tetto di quella casa io. Vado sul tetto di quella casa. Riccio! Lei, dove va? Là. Stella, stai là fermo, stai là! Direttore Francesco Massimo, Buonasera. Già direttore della casa circondariale di Santa Bona dal 1988 al 2019. Nasce tutto da qua il suo arrivo, nasce proprio da Sì, Roberto Succo. diciamo per colpa del Roberto Succo, insomma, io ero vice direttore a Poggioreale, insomma, io sono napoletano, quindi stavo a casa mia, lavoravo a casa mia con tutti i lati positivi che questo comporta, e ci fu questo episodio che fece molto scalpore qui in provincia di Treviso, a Treviso, e fui chiamato dall'allora capo del personale che mi chiese la cortesia di andare a cercare di andare a mettere a posto il carcere di Treviso. E poi cercare di mettere una cosa che è durata dall'88 al 2019. Sì, però nel contempo io ho diretto tutti gli istituti in missione temporaneamente del Però Triveneto. casa sua era lì, era qui. Tornavo sempre a Treviso, almeno dopo 2 o 3 giorni tornavo sempre a Treviso, a casa mia. Sì. Allora, intanto ci vediamo ancora delle immagini di Roberto Succo. Lei in quel momento era a Poggioreale, però noi intanto continuiamo a far vedere, che sono delle immagini esclusive che abbiamo noi, dello show di questa persona di cui abbiamo parlato già altre volte, ma per parlare di lei, perché voglio dire, per chi non conosce Francesco Massimo, insomma, voglio dire, una vita nell'ambito dell'amministrazione carceraria, perché Sì. è partito ancora prima di Poggioreale. Sì, la mia prima sede è stata Pianosa. Pianosa? Sì, che era, per chi non conosce, era un'isola quasi vicina alla Corsica, diciamo, che all'Italia, ed era soltanto istituto penitenziario, e vi erano 4 diramazioni, si chiamavano, cioè 4 strutture, dove in una vi erano allocati quelli che dovevano scontare la misura di sicurezza, un altro c'erano gli sconsegnati, in un altro i comuni, quelli che avevano commesso reati comuni, e in un altro c'era la massima sicurezza, coloro che adesso potremmo dire quelli che scontavano erano sottoposti al 41 bis. Insomma. Esatto. Quindi c'era un po' di tutto, e dicevano che i detenuti comuni o della massima sicurezza che non si riusciva a gestire nelle altre strutture penitenziarie venivano mandati a Pianosa. Ecco, ma Pianosa un'isola, praticamente... Solo un'isola, eravamo solo dipendenti dell'amministrazione penitenziaria, detenuti chiaramente, c'era un ufficio postale e la scuola, l'asilo per i figli del personale. Perché lì c'era una comunità che viveva nell'isola. Certo, eravamo tutti noi dipendenti dell'amministrazione. Lei è arrivato a Pianosa a che età? Io sono stato uno dei più giovani vincitori del concorso dell'amministrazione penitenziaria da quando esiste l'amministrazione penitenziaria, quindi ero giovanetto, a 26 anni. 26 anni? Sì. Ma a 26 anni come fa uno a finire in un'isola? Cioè, con la vita davanti? Vuol dire. Diciamo che ero anche, tra virgolette, figlio di papà, quindi cioè, è stata dura. Io abitavo a Napoli, insomma... La prima domanda è: ma chi gliel'ha fatto fare? Questa è una bella domanda, e deve sapere che mio padre, adesso apro una parentesi che forse può interessare poco, ma sicuramente vi farà fare un sorriso. Per inquadrare la sua avventura. Io mi sono laureato, la prima cosa che mi ha chiesto mio padre quando io mi sono laureato e sono tornato a casa la sera è: quando fai il primo concorso? Quindi Ma laureato in che cosa? in giurisprudenza. In giurisprudenza, quindi lei poteva fare l'avvocato. Sì, avrei dovuto fare molta gavetta con un avvocato che appunto mi faceva da tutor, ma mio padre mi disse: quando fai il primo concorso? E io ne feci 2, uno nella pubblica amministrazione, nelle poste, e risultai idoneo non vincitore, e l'altro fu questo nell'amministrazione penitenziaria, che risultai vincitore, insomma. E gli dissero: bene, benvenuto. Adesso le dico questo. Quando ebbi la comunicazione
avevo vinto il concorso, nella comunicazione si chiedeva di specificare una zona del centro Italia, un centro nord Italia, dove si voleva andare ad espletare il servizio, insomma. E io avevo conoscenze in Toscana e allora scrissi un qualsiasi istituto della Toscana perché non conoscevo la realtà di Pianosa. Quando ricevetti la comunicazione Pianosa andai a cercare sull'Atlante e vidi quest'isoletta sperduta. Telefonai al direttore, la sera prima di partire, al direttore di Pianosa, che poi era un compaesano, lui era d'Aversa, e mi presentai e dissi: senta, direttore, mi scusi se le faccio una domanda, ma io quando arrivo al porto che autobus devo prendere per arrivare negli uffici? E lui si mise a ridere e mi rispose: ragazzo, tu forse non hai capito niente e non uso proprio questa terminologia, a dire la verità, vieni qui e capirai. E io poi capii effettivamente. Noi facevamo la doccia con l'acqua salmastra, bevevamo acqua in brick e la nave che portava i giornali arrivava 3 volte alla settimana, insomma. E la televisione la vedevi quando il tempo era clemente, perché Pianosa perché è un'isola piatta, quindi quando c'era un po' di vento tu non vedevi niente. Mamma mia. Sono stato per fortuna solo 6 mesi. Però sono stati 6 mesi tosti? Sì, anche perché lì si lavorava sempre, cioè noi stando in carcere, cioè non c'era nulla, non c'era un diversivo, non c'era niente, e quindi facevamo il giro delle varie diramazioni, anche lì c'erano 4 diramazioni, e prendevamo il caffè in ogni diramazione, quindi arrivavamo la sera che non avevamo proprio sonno, e conoscevamo il personale, i detenuti. Ma senta, cioè, ci vuole veramente, come dire, non dico passione, ma per forza enorme, perché dopo un po' uno è difficile, voglio dire, no? Io le dico una cosa che ho detto a moltissime persone, a tutti quelli che me l'hanno chiesto e hanno fatto questa osservazione. Io posso dire che in linea di massima io mi sono divertito, sono stato un fortunato. Io facendo il mio lavoro mi sono divertito. Beh, questo sì, ma a Pianosa forse un po' meno. Pianosa è stata dura perché, ripeto, io venivo da una realtà completamente diversa, insomma. Poi, per fortuna, fui trasferito a Roma all'ufficio trasferimento detenuti. Ah, quindi diciamo primo step Pianosa, 6 mesi, Sì. Dopodiché Roma, quindi già si comincia di nuovo a respirare con relazioni che non fossero con il vento che... No, io lavoravo proprio al DAP ed ero il responsabile dei trasferimenti di tutti i detenuti mafiosi e camorristi di tutta Italia. Bene, allora le faccio vedere delle immagini. L'inserto è il 20, Alessandro e Francesca, Alessandro Granziera, ricordiamo in regia, Francesca, ecco, le faccio vedere la casa circondariale di Santa Mona nel 1980. Avrà facilmente notato che non c'è né il portone di ferro né tantomeno le inferriate esterne, la cancellata esterna. Allora la domanda era: intanto capire la differenza tra casa circondariale e carcere, che per chi non lo sa, così ce lo spiega, e poi se questo era un carcere idoneo per il trasferimento detenuti di cui lei si occupava a Roma, cioè se le è mai capitato di mandare qualcuno qua. Allora, la differenza tra casa circondariale e casa reclusione, perché no carcere, casa reclusione, è questa. Nella casa circondariale devono essere ristretti i detenuti, le persone in attesa di giudizio. Mentre nella casa reclusione i detenuti che hanno già espletato i vari gradi di giudizio o hanno la sentenza passata in giudicato, cioè definitiva, insomma. Ecco, ma allora il termine giusto, non possiamo neanche dire carcere, dobbiamo dire o casa di reclusione o casa circondariale. Il carcere comprende tutte e due le istituzioni. È il più generico. Sì. Ok, quindi è giusto dire anche carcere Santa Mona, anche Sì. se in realtà è più casa circondariale. Sì. Sì, ma noi avevamo la sezione di reclusione anche, cioè noi, la casa circondariale di Treviso aveva anche la sezione di reclusione, dove si faceva la messa a Natale, Sì. lei dovrebbe ricordarlo, Sì, ricordo. e il vescovo veniva a dire la prima messa. Esatto, a Natale e a Pasqua sempre la Sì. prima messa prima di andare Sì. in Duomo. Continuiamo a vedere queste immagini, ma lei ha mandato mai da Roma qualcuno a Treviso che si ricordi? No. Io so una cosa che lei comunque aveva rapporto con, nel senso, come faceva a scegliere dove mandare in base al detenuto? In linea di massima noi che facevamo servire eravamo più colleghi, c'era un collega che dirigeva tutta la struttura e io trattavo
i trasferimenti dei detenuti mafiosi e camorristi e un mio collega dei detenuti comuni, ma noi conoscevamo tutte le strutture più o meno, se non tutte visitandole, ma tutte sulla carta, quindi sapevamo la struttura qual era più sicura e qual era meno sicura. Poi le confesso una cosa che può essere un mio pensiero: la sicurezza e meno sicurezza, sì, la dà la struttura, ma principalmente la dà la direzione e il personale che vi fa servizio. E qui torniamo al fatto che poi succede quello che è successo con Succo in questo... Nel senso, la domanda che mi è venuta spontanea è: sarebbe capitato lo stesso il tentativo di fuga di Succo, ma prima anche di altri brigatisti, se ci fosse già stata la cancellata, secondo lei? Sì, secondo me sì. Non è una cancellata che ti impedisce di fare un tentativo di fuga, che poi secondo me, anche vedendo le immagini, non era un tentativo di fuga quello di Succo, era un tentativo di mettersi in mostra, di fare uno show particolare. Lui sapeva benissimo che non poteva andare da nessuna parte, insomma. Adesso io le faccio un'altra domanda che entra sempre di più nella direzione diciamo, della circondaria, cioè nella direzione, perché secondo me chi diventa direttore deve diventare soprattutto un gran psicologo per gestire, diciamo, quella fra virgolette grande famiglia che poi diventa una casa circondariale. Però prima le faccio vedere, e vi faccio vedere delle immagini, l'inserto del 21, Alessandro, perché lei, a parte che poi ha avuto relazione anche con la casa circondariale di Rovigo, ma qui siamo nell'82, qui c'è stata la fuga dei brigatisti, e allora parlando di fughe, c'erano fughe, cioè, Succo magari cercava di saltare dalla finestra, qui invece addirittura hanno messo una bomba. Beh sì. Ecco. Sì. Qui c'era effettivamente la volontà di fare un'evasione e fatta in termini seri. D'altra parte io l'ho studiato nei ricordi, insomma, perché io non ero in servizio, è stata messa una bomba, è stata anche di notevole forza, e quindi c'era un'autobomba. Esatto. Senta, ma allora ci siamo dimenticati di una cosa. Lei, vabbè, diventa direttore della carcere circondariale di Treviso nell'88, diciamo. Sì. Ma lei in che anno è che vince il concorso? Io l'ho vinto nel 1983 dicembre, però in missione in ruolo 1 febbraio 1984. Quindi lei questa cosa qui l'ha studiata prima? Esatto, mi sono interessato acquisendo notizie dai vari appartenenti all'amministrazione, insomma. Ecco, lei mi parlava prima del fatto che poi quando è arrivato alla direzione di Roma gestiva allora i camorristi e i mafiosi. E invece, diciamo così, i brigatisti? Era il mio collega più anziano di me che gestiva tutti i detenuti tutti i terroristi rossi o neri. Ecco, che differenza c'è nella gestione? Posso chiederglielo adesso a posteriori, perché... Sono due tipi di delinquenza completamente diversi, insomma. Il delinquente mafioso camorrista ha uno schema ben prefissato, ha dei doveri da seguire, rispetta quelli che sono i comandamenti, tra virgolette. Il brigatista rosso è diverso dal terrorista nero. Il brigatista rosso, parliamo di all'epoca perché era più indirizzato almeno come si diceva sotto un profilo politico, quindi il reato veniva commesso per motivi ideologici. Anche per i neri erano molto più disciplinati in carcere comunque, i neri in carcere marciavano quando andavano ai passeggi. Invece il camorrista e il mafioso certamente non avevano motivi ideologici ma motivi economici o di potere, insomma. Guardi che cosa avevano combinato quella volta. E lei ha studiato il caso, perché poi voi studiavate il caso per capire poi l'evasione e eventualmente prevenire, perché immagino si doveva prevenire. Più che altro l'abbiamo approfondito perché quei detenuti lì non potevano di quel calibro non potevano stare in un carcere come Rovigo. Ecco, giusto per capire, lei poi ha gestito anche Rovigo per un periodo. Rovigo vecchio, sì. Questo è vecchio. Ecco, ma esiste ancora questo oppure questo è stato dismesso? Perché io è stato dismesso, si parla che forse, ma sono chiacchiere, dovrebbe diventare un istituto per minori.
Dopo parleremo anche dei minori. Ma mi interessa molto il discorso appunto del... Ma ad esempio, il 41 bis per un mafioso, per un camorrista, è la stessa cosa ad esempio per, mi viene in mente il caso Cospito, per chi fa invece dei reati di tipo ideologico? Come trattamento? Sì, Sì, cioè, sì. c'è chi dice Come limitazione in carcere? Sì, è lo stesso. È lo stesso, Sì. perché mi dicevano che ad esempio per i camorristi, per i mafiosi, l'idea di finire al 41 bis era quasi come una stelletta in più che veniva messa nel loro curriculum. Sì, io parlavo come trattamento in carcere è lo stesso, come acquisizione di prestigio certamente per il mafioso e per il camorrista è un prestigio in più. Sì, io ho letto nel suo curriculum che lei come dire, prendeva il caffè con Raffaele Cutolo. Cutolo, sì. Con Raffaele Cutolo. Sì, perché sono stato direttore in missione anche a Belluno. Io i primi anni che sono stato a Treviso ho diretto contemporaneamente 4 istituti. Belluno, Pordenone, Bassano del Grappa, poi è stato chiuso, e Treviso. E Bassano del Grappa non ci sono mai stato, lo dirigevo per telefono. Belluno e Pordenone andavo un giorno, 2 giorni a settimana e il resto dei giorni lo passavo a Treviso. Io lavoravo anche la domenica. Senta, però, siccome ci hanno fatto anche una canzone, no? Andrea ha fatto quanto è buono il caffè. Ma com'era Raffaele Cutolo? Vabbè, parliamo di Raffaele Cutolo quando ormai non era più il Cutolo conosciuto dalla stampa o conosciuto per quello che aveva commesso, era un Cutolo in fase di decadenza, insomma. Lui era molto rispettoso nei confronti del personale e lui aveva un piano di una sezione solo per lui e lì andava un detenuto straniero che non capiva l'italiano a fare pulizie in quella sezione, in quel piano, insomma. Ma lui, scusate, ci tenevamo molto ad essere rispettoso nei confronti del personale e del direttore, insomma. Lui mi offriva il caffè e il caffè lo dovevi accettare, se no era uno scarbo, insomma. Poi a me piace il caffè, quindi non avevo problemi. Ma di che cosa parlavate? Ma lui aveva un uccellino in cella, gli piaceva far vedere che prestava attenzione a questo uccellino, sempre con massimo rispetto. Non era il Cutolo che fece ammazzare il mio collega a Poggioreale, tale Salvia, il dottor Salvia, che fu ammazzato da Cutolo, Ecco. cioè su ordine di Cutolo. Ma sbaglio o ci siamo persi quel Poggioreale? Cioè, lei, siamo rimasti a Roma, giusto? Sì. Allora, nel frattempo, visto che parlavamo di Roma e quindi della destinazione, dopo quello che abbiamo visto, le immagini della fuga dei brigatisti dal carcere di Rovigo, adesso invece andiamo a vedere il carcere di Padova, anzi la casa circondariale di Padova, per dire le cose giuste, vero? Sì. Che è del 1980. Ecco, qui invece ha mandato qualcuno, no? Perché... No. Noi li mandavamo, le strutture più gettonate erano Trani, le isole, quindi Pianosa, Asinara, Cuneo, cioè gli istituti gestiti in un certo modo e con strutture certamente meno fatiscenti di queste. Ecco, dopo magari parleremo appunto della situazione, diciamo, delle strutture carcerarie, perché si parla sempre di sovraffollamento, si parla sempre di situazioni abbastanza precarie e quant'altro. Le strutture, diciamo, i carceri devono essere grandi oppure devono essere pochi e distribuiti? Voglio dire, dopo qui hanno costruito 2 palazzi. Io esprimo un mio pensiero, Beh, certo, insomma. Secondo me un carcere non dovrebbe contenere più di 300 detenuti. Perché? È perché il più grande diventa difficilmente gestibile. È più facile avere delle rivolte che poi... Ma più che rivolte è quasi impossibile seguire tanti detenuti sotto tutti gli aspetti, perché cioè, il detenuto che si trova all'interno di una struttura penitenziaria, la persona che si trova all'interno di una struttura penitenziaria, noi tra i nostri doveri c'è anche quello di seguirlo, eventualmente di cercare di rieducarlo e di restituirlo alla società diverso. E come fai a lavorare bene sotto questo profilo se i numeri sono talmente grandi rispetto a quello che poi sono le risorse umane? Senta, lei ha detto una cosa molto importante che secondo me andrebbe ribadita, cioè l'idea della riabilitazione
del detenuto, invece c'è chi pensa che quando uno arriva in carcere devi chiudere la cella e buttare via la chiave. E allora, visto che adesso lei è in pensione, quindi può esprimere liberamente il suo punto di vista, Guardi, allora qual è la strada giusta? io le rispondo per quello che penso e poi semmai approfondisco il mio pensiero. In istituto penitenziario, per come la vedo io, uno deve dare la possibilità a tutti di rivalutarsi, ma nel rispetto delle regole. Le regole devono essere fisse, chiare e rispettate. Chi non le rispetta chiaramente non può essere tenuto in considerazione per poi fare un ulteriore lavoro di riabilitazione. Le faccio un esempio. Io ho visitato le carceri norvegesi. Ora, lei dirà, Norvegia, sono le carceri più dure che ho visitato io, in assoluto. Io ho visitato le carceri algerine, le carceri norvegesi e le carceri tedesche. Se lei mi chiede qual è la istituzione penitenziaria più dura, io le rispondo la norvegese e le spiego anche perché. Intanto stiamo vedendo Santa Bona già più vicina, diciamo così, a me. A casa. In Norvegia tutti gli istituti sono immersi nel verde, sono strutture bellissime, tenute benissimo, non si vedono strutture fatiscenti, ogni detenuto ha la sua cella, ogni detenuto lavora, però se sbaglia è la fine. Cosa vuol dire la fine? E viene sottoposto a un trattamento molto duro di punizione, senza chiedere l'autorizzazione a nessuno. Proprio... In Italia per sottoporre un detenuto a isolamento, cioè esclusione dall'attività in comune, bisogna avere il nulla osta del sanitario. In Norvegia no. In Norvegia lo dispone il direttore. E non è, il limite massimo non è 15 giorni, è 30 giorni. 30 giorni in isolamento? Sì. E l'isolamento non è come quello in Italia. L'isolamento consiste in una cella liscia, con una finestrina piccina, un letto di contenzione e un bagno alla turca. Basta, non c'è più niente. E uno sta dentro 30 giorni così? Beh. E se danno fastidio, mi disse all'epoca, per carità, sono passati tanti anni perché io l'ho visitati 15 anni fa, 15-20 anni fa, dice che se davano fastidio ancora, venivano legati sul letto. Addirittura? Sì. In Norvegia? In Norvegia. Cioè, voglio... Vabbè, è interessante questa cosa, intanto continuiamo a vedere. Senta, noi abbiamo già sforato, dobbiamo fermare per la pubblicità, ripartiamo perché dalle altre cose vedremo insieme una cosa che probabilmente lei non ha, cioè, anzi non fa parte del suo curriculum, cioè il carcere minorile, però l'ha avuto come vicino, quindi i contatti sono importanti. Dopo la pubblicità. L'ambiente dolce e buono che crea questa presenza di alcune signore così buone qua dentro, perché vuol dire essere mamme anche qua. Sì. E questi ragazzi hanno bisogno di una mamma più di quanto noi non possiamo immaginare. Allora, qui siamo al carcere minorile di Treviso, qui siamo nel 1985, lei l'ha avuto come, diciamo così, vicino di casa. Ecco, minorile e diciamo così carcere invece di adulti, di maggiorenni. Che differenza per chi sta fuori dalle sbarre? Vabbè, il trattamento nei confronti dei detenuti minori è certamente meno incessante, meno attento rispetto a quello degli adulti, ed è comprensibile perché si dà maggiore risonanza e attenzione alla possibilità di trattare, di rieducare il soggetto rispetto a un adulto che già è formato, quindi è meno plasmabile, insomma. Peraltro io le dico una cosa che non molti sanno: l'istituto per minori, che era a fianco a quello per adulti ed era compreso nel muro di cinta nostro, non era legale perché il minorile non può avere muro di cinta. Ah, tra l'altro. Sì.
Senta una cosa, ma lei quando era giù a Roma, diciamo così, al centro della distribuzione, ad esempio il minorile come funzionava? No, non lo trattavamo noi, proprio, era un tutto. dipartimento del tutto a sé, insomma. Quindi è una discriminante importante l'età? Eh beh sì, lei lo sa che comunque per la legge italiana fino a 21 anni chi ha commesso il reato da minore può restare in carcere minorile a espletare la pena? No. Adesso le ho detto pure questo. Che sa, secondo me andrebbe rivista una norma del genere, perché mettere insieme un ragazzo di 21 anni con un ragazzino di 15 anni capisce bene quale può essere poi il risultato, insomma. Ecco, la domanda che invece successiva volevo farle, proprio perché lei è stato a Roma e quindi è stato nel centro del potere. Ma il potere come vede tutta questa struttura? Cioè, voglio dire, come fa un ministero a gestire una macchina così enorme, avendo in piedi anche la gestione della giustizia vera e propria? Della giustizia, lei mi parla della giustizia ma dell'aspetto penitenziario, Esatto. perché poi il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria cura soltanto l'aspetto Sì, penitenziaristico. ma fa tutto capo un unico ministero, mi praticamente. No, sono due dipartimenti, il ministro è lo stesso, ma i dipartimenti sono diversi. Appunto, ma io volevo capire. E io le rispondo con un esempio. Come fa un direttore a dirigere 4 istituti contemporaneamente? Però ci sono riuscito. Ma come si fa? Forse perché ci si impegna e ci sono sacrifici. Ma non sarebbe meglio creare, diciamo così, una struttura parallela più specifica, cioè non so come dire. Ma il Dipartimento già è specifico, il Dipartimento già ha molti uffici ai quali fare riferimento, l'ufficio dei beni e servizi che trattano per quanto concerne i lavori di ristrutturazione o le costruzioni nuove, ufficio trasferimento dei detenuti, ufficio del personale, e ogni ufficio ha il capo, cioè il direttore dell'ufficio, e tanti collaboratori per quanti si ritiene sia un numero opportuno per mandare avanti la struttura, insomma. No, guardi che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha molti dipendenti a Roma e che poi vede, noi mettiamo da parte un attimo l'aspetto dell'amministrazione penitenziaria. Noi siamo uno Stato dove impera la burocrazia, è quello che rallenta al massimo tutte le cose. E quindi? E quindi andrebbe un po', si dovrebbe cercare di sburocratizzare, ma nel vero senso della parola, non soltanto a parole, insomma. Bisognerebbe Ci sarebbe un commissario, come si fa quando ci sono delle emergenze? Se andrebbero riviste le regole, i vari limiti che abbiamo noi. Vede, noi abbiamo una serie di controlli preventivi che spesso sono inutili e fanno perdere solo del tempo a chi li subisce e a chi li effettua. Io sono di un altro parere, il controllo deve essere successivo. Se la persona poi il dipendente ha commesso delle cose che non doveva commettere, gravi, parliamoci chiaramente, ha rubato o è stato corrotto, venga licenziato. Cioè, questo è l'unico sistema, secondo me. È inutile che fai 100.000 controlli preventivi che servono soltanto a far perdere tempo, a scapito della funzionalità. Senta, a proposito della funzionalità, Alessandro, torniamo all'inserto 24, perché volevo far vedere, siamo nell'86 e c'è la presenza del suo predecessore, il direttore Casale, però qui abbiamo una situazione, la festa della penitenziaria. Qui, sì, io non sono militari. penitenziari, sì, loro si chiamavano agenti di custodia ed era un corpo militare, un'arma. Poi nel 90 c'è stata la smilitarizzazione e sono passati nel comparto sicurezza e hanno lo stesso trattamento della Polizia di Stato, insomma, diciamo. Quindi sono un corpo non militare. Ecco, ma la gestione di questo corpo qui adesso è a capo direttamente del direttore? Sempre il direttore. Anche prima comunque faceva sempre il direttore. Come il questore, diciamo. Come questore. Sì. Perché, molti non lo sanno. No, perché lo so. il mondo dall'altra parte delle sbarre, sì. Io ogni volta che sono venuto a trovarla mi sono reso conto che è un mondo, è un altro mondo, mettiamola per certi versi. Diciamo che spesso a molte persone ha fatto comodo non far conoscere quali erano effettivamente i poteri del direttore. Affrontiamo un discorso molto impegnativo.
Fino a qualche anno fa i vertici dell'amministrazione erano ricoperti solo da ruoli dei magistrati. E comunque ancora oggi l'amministrazione, pur avendo colleghi diciamo, che sono ai vertici di alcuni uffici, non riconoscono il lavoro e non capisco per quale motivo che viene effettuato in periferia. Chissà perché si cerca sempre di non mettere in luce quello che di buono si fa e mettere in luce solo quello che di cattivo si fa. Questo sono io forse quando ero giovane, no, questo è Casale. Questo è Casale. E questo è uno dei motivi per i quali ho preferito andare via con la pensione di anzianità piuttosto che con quella di vecchiaia. Ma quindi cosa si dovrebbe fare? Bisognerebbe cambiare, diciamo così, i vertici? Bisognerebbe mettere dei direttori che non fossero magistrati? No, bisognerebbe soltanto dare maggior lustro agli enormi sacrifici che vengono fatti dalla categoria dei direttori e da tutti gli altri dipendenti dell'amministrazione penitenziaria. Guardi, io non mi stancherò mai di dirlo e lo voglio dire anche in questa occasione. Il carcere di Treviso penso che sia, è riconosciuto quasi da tutti, penso che sia stato diretto abbastanza bene, ma non è stato soltanto merito mio, anzi io sono stato un fortunato. Ho trovato degli ottimi collaboratori che mi hanno aiutato a gestire la struttura in maniera adeguata, diciamo. Io non smetterò mai di riconoscere a molti dei miei dipendenti l'onore che mi hanno fatto lavorando con me e lavorando bene. È interessante questo, anche perché poi voi avete davvero una... E che non abbiamo il stesso riconoscimento dai nostri superiori, noi direttori. Questa è la cosa triste. Beh, perché quando le cose funzionano, come dire, quando le cose funzionano non se ne parla mai, quando le cose non funzionano che se ne parla. Però poi chi fa carriera non è chi si mette in luce sotto un profilo o sotto un altro, forse chi viene segnalato in un certo modo. Allora, visto che si parla del lavoro dei direttori e quindi anche della fatica del mancato riconoscimento, adesso la porto al 1987, lei non è ancora arrivato qui, però qui c'era già uno sciopero nazionale dei direttori che coinvolgeva anche evidentemente Treviso. È un breve RVM, è l'inserto 29, lo sentiamo e poi lo commentiamo. È proseguito oggi in tutto il Veneto lo sciopero di 2 giorni indetto su scala nazionale dai direttori degli istituti di pena che chiedono provvedimenti in grado di migliorare le condizioni di lavoro all'interno delle carceri. La protesta dei funzionari si conclude questa sera, mentre alle carceri circondariali trevigiane e di Santabona fervano i preparativi per la giornata di apertura verso l'esterno prevista per domenica prossima. Quel giorno, nell'ambito di una direttiva impartita dal Ministero di Grazia e Giustizia, i detenuti potranno incontrarsi con genitori ed amici, con l'organizzazione di uno spettacolo musicale ed uno spuntino in un capannone appositamente allestito per l'occasione. Allora, qui ci sono tanti spunti. Intanto il primo, lo sciopero dei direttori. È servito... Fatto dal 15% della categoria. Del 15%? Ma se lo ricorda proprio. Sì, perché era uno che apparteneva al 15%. Addirittura. Quindi lei era anche nell'87, non è ancora arrivato a Treviso, era a Roma. Era a Poggioreale. Ecco, esatto. Perché l'altro dato era che lei a Roma non c'è rimasto tantissimo. 3 anni. 3 anni. Dopodiché gli dicono? Dopodiché no, io dopo 2 anni che stavo a Roma chiedevo insistentemente di andare a fare servizio a Napoli, a casa mia, a Poggioreale. Volevo dire, uno che arriva a Roma nel posto migliore, fa ufficio, tranquillo. Non ce la facevo più. Cioè io non sono fatto per il lavoro di ufficio, onestamente. E dopo un anno di preghiera proprio all'allora capo del Dipartimento, tale Niccolò Amato, che è morto relativamente da poco, che fu il sostituto procuratore del processo Moro Terra, questo Niccolò Amato. Senti, ho già sentito questo. Per fortuna dopo un anno di preghiera fui accontentato e fui mandato a Poggioreale. Ma non stava così bene a Roma? No. Beh, a Roma, cioè, il potere, le cose... Non sono tagliato per queste cose. Va a finire a Poggioreale. Sì, meraviglioso. Fare il vice direttore a Poggioreale. Ma se tutti dicono che Poggioreale è un guaio perché devi sempre stare con le orecchie dritte, che può capitare di tutto, le rivolte, le cose... Io penso che sia l'istituto più
attento alla sicurezza di tutta Italia, almeno io Attento faccio... alla sicurezza, cioè alla prevenzione di possibili evasioni? Sì, sotto tutti i profili, possibili aggressioni nei confronti degli altri detenuti o del personale, cioè la disciplina che vigeva, adesso non lo so, a Poggioreale era una disciplina molto attenta, diciamo. Quindi se lei avesse dovuto consigliare qualcuno che deve fare una detenzione, quindi finire in un carcere, che carcere consiglia per avere anche maggiore tutela per se stessi? Ma vede, in qualsiasi istituto dove vige la regola e il rispetto degli altri, dove le regole sono rispettate. Perché vede, nella legalità si può lavorare in un certo modo, nell'illegalità non si può lavorare dando attenzione alla rieducazione, all'istruzione, al ritorno dei contatti con la famiglia, quelli persi. Dove c'è illegalità non si può fare niente. Un istituto dove vige la legalità sì che si può lavorare. Qui vediamo la prosecuzione, diciamo, di quella notizia legata allo sciopero dei direttori, cioè un carcere aperto su indicazione del Ministero di Grazia e Giustizia, già a quel tempo all'epoca era Grazia e Giustizia. Grazia e Giustizia. Ecco, le aperture diciamo fatte in questa maniera servivano a qualcosa? Servono? Cioè per aprire diciamo così la struttura al... Veda, io penso che ogni intervento, ogni iniziativa non può restare un'iniziativa fine a se stessa o per donare 2 ore di libertà al ristretto. Io penso che debba avere un fine più elevato, cioè quello di costruire qualcosa di valido che poi possa servire al soggetto ristretto un domani nel suo percorso di riabilitazione. Cioè l'apertura una tantum serve a niente. Noi a Treviso seguivamo molto l'istruzione, i corsi scolastici, i corsi professionali, i detenuti hanno fatto teatro, cioè voglio dire... Sì, poi arriviamo a qualcosa. Eppure Treviso, dicevano, passava per essere uno degli istituti un po' più rigidi del Triveneto, insomma, sì. Ecco, ma adesso le faccio questa domanda. Quindi, ad esempio, le attività, che ne so, mi viene in mente la pasticceria che fa i 2 palazzi, che addirittura hanno una sorta di distribuzione, cioè l'inserimento lavorativo all'interno, so che anche a Santabona... con la cooperativa alternativa. Sì, esatto, che poi sono quelli che costruiscono i cassonetti, hanno costruito... i braccetti meccanici per i cancelli. Sì, quindi, ecco, l'inserimento lavorativo dà possibilità di riabilitazione. Cioè... il lavoro è uno degli elementi principali previsto dall'ordinamento penitenziario per il recupero e la risocializzazione del soggetto, è uno degli elementi fondamentali del trattamento, con la famiglia, con la religione, con l'istruzione. Ecco, lei ha toccato un altro tasto che è della religione. Qui ogni volta che prendo una frase mi si apre un altro capitolo ed è... Senta, però io devo finire quello di Poggioreale, perché voglio dire, parliamo della storia. Poggioreale, dice, vado lì entusiasmato, ma Poggioreale come si gestisce 3.000 detenuti, appunto, come si fa? Eravamo 6 vicedirettori, ogni vicedirettore aveva una serie, lì è diviso a padiglioni Poggioreale, c'è il padiglione Italia, che c'erano all'epoca i detenuti che lavoravano, padiglione Avellino, i detenuti di un certo tipo, padiglione Firenze, i detenuti di un altro tipo. I vicedirettori avevano 1 o più padiglioni da dirigere. In più io ero, perdonatemi, anche responsabile delle lavorazioni e dell'aspetto contabile. Tutto questo a che età? 28 anni. 28 anni? Senta, ma 29. Non c'era da sentirsi un po' intimoriti quando si entrava in queste strutture Cioè io, guardi, io le ripeto, me lo chiedono in molti, io forse perché vivo di ricordi. Certamente non è un lavoro facile, nel senso, ma più che altro per le responsabilità che ti porti dietro, che ti porti a casa anche, perché non si stacca mai. Però il lavoro è bello. Fin quando i nostri superiori ce l'hanno fatto fare come andava fatto, ci hanno consentito di lavorare da direttori, il lavoro era bello. Poi quando non ce l'hanno consentito più io sono andato in pensione. Ecco,
Cos'è che ecco, ci hanno dato il segnale che sta per finire la puntata e il tempo sta scivolando via, però io 2 domande ce le ho. Qual è la soddisfazione? Perché uno dice la soddisfazione è gestire i carceri, evitare che scappino. No. Qual è la La soddisfazione? soddisfazione è che tu ogni cosa che fai nel carcere sai che l'hai fatta tu, anche la costruzione di un padiglione, una ristrutturazione degli infissi, l'hai fatta tu. Se un detenuto viene scarcerato e viene ammesso al lavoro all'esterno oppure ai lavori socialmente utili presso il comune di Silea, per non dire di Treviso, è sempre... Cioè quando viene reinserito, la soddisfazione, È anche una soddisfazione quello. Quando vedi che il tuo personale, i tuoi dipendenti, sia del comparto sicurezza, sia del comparto ministeri, vengono a lavorare contenti, è una soddisfazione. E cos'è che invece poi l'ha completamente, come dire, smontata? Lo affrontiamo una prossima volta questo discorso, perché è tanto lungo comunque. Ho capito, va bene. Io non ho problemi, io non ho mai avuto peli sulla lingua quando ero in servizio, figuriamoci adesso che sono in pensione. Allora, rimaniamo sospesi su questa cosa qui. Ringraziamo Francesco Massimo, abbiamo cercato di raccontare la sua esperienza attraverso le immagini della casa circondariale di Santa Bona prima che lei arrivasse. Non so se l'avete notato, noi di Francesco Massimo non abbiamo praticamente detto nulla da direttore, abbiamo parlato di tutto il suo progresso, guardando però Santa Bona nell'attesa che lui arrivasse. La prossima volta facciamo la seconda parte. Volentieri, io la ringrazio e ringrazio le persone che forse ci ascolteranno. No, invece è stata un'ottima lezione per tutti noi, come sempre. Grazie. Grazie a Francesco Massimo, grazie a tutti voi per l'attenzione, si chiude qui questa puntata della nostra storia, arrivederci e a risentirci tra 7 giorni.